Switch up. I just can't switch up. Ed ora il servizione della settimana. Abbiamo intervistato una collezionista di bambole, Barbie per l'esattezza. Pensate che possiede ben 600 esemplari differenti. È il sogno di ogni bimba. Solo 300 sono esposte al secondo piano delle torri. Godiamoci il servizio e l'intervista a Noemi Israel e torniamo bambini per i prossimi minuti. Barbie. Oh baby, I can't come down, so please come help me out. You got me feeling high and I can't step off the cloud, and I just can't get enough. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Fino al 26 giugno il centro commerciale Torri d'Europa ospita una vera chicca. Buon compleanno Ken è una mostra dove naturalmente c'è il boyfriend della Barbie, ma c'è anche la Barbie e siamo in compagnia della curatrice, la collezionista Noemi Israel. Come prima cosa ti chiedo di illustrarci un po' questa mostra. Allora, questa mostra è innanzitutto un evento di portata nazionale perché è la prima mostra dedicata al compleanno di Ken. Stranamente finora è stata snobbata sia dalla casa madre che anche dagli altri collezionisti e invece io ho ritenuto che fosse un evento molto importante perché 50 anni non sono poco. La mia mostra comprende sia dei pezzi della mia collezione dove potrete vedere anche le prime ponytail che non erano in commercio perché Barbie è arrivata in Italia nel 63 e quindi sono esemplari rarissimi di cui uno è anche quello che compare sul banner e che c'è anche nella brochure e poi potete vedere anche le mie creazioni, cioè io sono andata un po' oltre, ho incominciato a creare, a fare delle piccole modifiche, prima restaurando le Barbie antiche e poi incominciando a modificare e a creare dei personaggi. Qui ce ne sono circa 300 addirittura, ma la tua collezione è molto più ampia. Sì, la mia collezione è molto più ampia perché io ho iniziato come collezionista NRFB, cioè Never Removed from Box, cioè di quelli che collezionano nella scatola nuove mai rimosse dalla scatola, per cui ci sono scatoloni dappertutto che ho diviso a casa dei miei, a casa di mio fratello, che ho diviso a casa mia e siccome nella casa dove abito ho 5 gatti ho dovuto mettere in un'altra casa, insomma sono sparse dappertutto e quindi devo tenere un catalogo e sapere più o meno dove sono. Queste sono quelle che erano anche esemplari, alcuni di questi malconci, però io li ho riportati all'antico splendore, anche perché questa è proprio una mia caratteristica, non riesco a vedere una Barbie che sia stata maltrattata e sadicamente trattata da qualche bambina, eccetera. Quando vedo che hanno i capelli male, il trucco così eccetera, dico deve ritornare una Barbie veramente splendida e questo faccio. Ecco, come ultima cosa ti chiedo qualche pezzo particolare di questa mostra. So che c'è anche un modello di Avatar. Sì. Beh, quello però non l'ho fatto io, c'è la Neytiri che è stata però progettata anche con me perché io l'ho richiesta ad una artista livornese che ha un carattere un po' particolare, però insomma sono riuscita a farmela fare, ci ha impiegato un anno, abbiamo studiato insieme come fare il colore azzurro perché perdeva colore, quindi non si riuscivano a trovare Barbie e altre bambole che potessero supportare insomma questa massa di colore e poi dopo lei è riuscita a farlo con le foto che io le ho mandato e ho detto la voglio uguale, identica e questo è un esemplare che non verrà mai più ripetuto ed è stato creato proprio apposta per me. Allora, questa è una delle particolarità di questa mostra fino al 26 giugno alle Torri d'Europa. Buon compleanno Ken! Shake that.